Allora, buongiorno, buonasera, grazie, bentrovate e bentrovati. Do il più caloroso benvenuto a tutte e tutte voi a nome dell'Ateneo Veneto, del Consiglio Accademico dell'Ateneo Veneto e della Presidente dell'Ateneo, Antonella Magaraggia, che a causa di un precedente impegno istituzionale oggi non può prendere parte ai lavori del convegno che appunto sta per iniziare, ma calorosamente per mio tramite vi accoglie e vi saluta qui nell'aula magna dell'Ateneo Veneto, e tutti noi, la Presidente dell'Ateneo, il Consiglio Accademico, confidiamo che le studiose e gli studiosi che si riuniscono e discutono qui oggi e domani, e le studentesse, gli studenti, le cittadine e i cittadini che al convegno partecipano perché per curiosità, per quella cosa bellissima che è la curiosità, possano sentire queste stanze come un luogo di incontro, di crescita, di scambio, di valorizzazione culturale e civile, possano sentirlo come un luogo sempre più familiare, sempre più consueto appunto di crescita. Al contempo tengo a evocare molto brevemente il legame privilegiato dell'Ateneo Veneto con la grecità, ed è un legame che alimenta il respiro, la dimensione europea di questa istituzione. Questo lo ricordo solo a beneficio dei più giovani: l'Ateneo Veneto è la più antica istituzione culturale della città, è stato fondato nel 1812, nel gennaio del 1812, e come vedete l'Ateneo Veneto va fiero di una sede magnifica. Basta appunto sollevare lo sguardo sui 13 lacunari sopra le nostre teste che contengono il ciclo del Purgatorio di Jacopo Palma il Giovane. Sono stati dipinti alla fine del Cinquecento, quando ancora questa era la sede della scuola di San Fantin. E l'Ateneo Veneto è il luogo di una vita culturale cittadina intensa e vivace. I veneziani sono legatissimi a questo posto, un posto molto amato, e tuttavia la dimensione veneziana esaurisce solo in parte il senso e il fine di questa istituzione, o forse meglio, come in questa città è inevitabile, la dimensione veneziana inevitabilmente finisce per ampliarsi, inevitabilmente finisce per guardare oltre, per guardare altrove, per accogliere e per arricchirsi dei molti altrove che a Venezia confluiscono e da Venezia si irradiano. E dunque lo svolgersi del convegno, concepito e organizzato dai colleghi Lorenzo Calvelli e Mia Trentin in questa sede, conferma e continua appunto la tradizione che definirei latamente filellena dell'Ateneo, dove il filellenismo è un movimento intellettuale e culturale di respiro vastissimo in realtà, e guarda ad una dimensione mediterranea, ad una grecità mediterranea, guarda a luoghi vivi, a luoghi plurilingui, multietnici, multiculturali. E dunque questa un'idea di grecità che attraversa l'Ateneo e i suoi soci fin dalle origini. Nicolò Tomaseo, per esempio, che fu socio fra i più illustri, fu amico legatissimo e sodale del greco veneziano Emilio De Tipaldo, corfiota di origine, cognato di Andreas Constoxidis, e fautore molto concreto e instancabile della diffusione della lingua e della letteratura greche in Italia. E a sua volta Emilio De Tibaldo fu negli anni 40 dell'Ottocento vicepresidente dell'Ateneo Veneto, e nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni, grazie all'impulso e all'energia della past vicepresidente Caterina Carpinato, l'Ateneo ha ospitato e ha dato voce a molteplici iniziative culturali importanti e di grande rilievo, iniziative di indagine, di diffusione e di riflessione sulla grecità, appunto intesa nel senso più vasto. E in particolare questo convegno guarda a quel laboratorio di complessità storica, complessità linguistica, complessità culturale e complessità politica che è Cipro. E immagino che sarà particolarmente fecondo, come dire, perlustrare dentro questo laboratorio, cioè dentro il milieu cipriota, i fenomeni, le dinamiche e gli effetti del rapporto che non si può mai eludere quando si parla di scritture esposte fra potere
e scrittura, laddove cioè i rapporti di forza si traducono in scrittura aperta a letture plurime, laddove la scrittura stessa diventa strumento dell'espressione del potere e appunto dei rapporti di forza. Dunque, indagare questi temi dentro lo spazio di Cipro significa, credo, non solo ricostruire frammenti preziosi della storia di Cipro e della storia di Venezia e dunque della storia del Mediterraneo, ma significa anche indagare le manifestazioni e le espressioni dei rapporti di forza in uno spazio, quale è Cipro, più di altri esposto alla frizione di culture e dunque più di altri esposto al conflitto e alla ricomposizione in forme molteplici del conflitto, che significa lo scambio, che significa l'interazione, che significa l'arricchimento reciproco ancora una volta. Questo dunque a me pare un progetto di respiro veramente mediterraneo che muove da Venezia per guardare oltre, per guardare a quell'altrove che è sempre necessario guardare infine per riconoscersi, no? Per identificarsi. E dunque per queste ragioni l'Ateneo è particolarmente felice, mi faccio portavoce di questo compiacimento, di ospitare questo convegno nelle 2 giornate che adesso si aprono e che a nome della Presidente del Consiglio accademico auguro felici e feconde per tutte le colleghe e i colleghi che al convegno partecipano e per tutti coloro che sono qui per ascoltare, quindi grazie. Buonasera a tutte e a tutti e grazie agli organizzatori Lorenzo Calvelli e Ventin dell'invito. Ho molto piacere essere qui con voi oggi pomeriggio, malgrado il tempo, e portarvi i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici. È un piacere che si giustifica con appunto la qualità e il tema stesso del convegno, che è di grande interesse per il Dipartimento di Studi Umanistici, come si vede anche dal fatto che diversi relatori appartengono a questa struttura, provenendo da discipline diverse, quindi paleografia, epigrafia, storia antica, storia dell'arte e dell'architettura. Diciamo è un tema che sento anche molto vicino personalmente, e quindi consentitemi un po' di autobiografismo. Questo anzitutto perché al centro del convegno c'è l'isola di Cipro. Ragionavamo appunto con Lorenzo che la prima volta che ci siamo incontrati è stato nel 2004, un convegno organizzato da Gilles Grégaud a Rouen, e entrambi perché avevamo interessi di ricerca che vertivano su Cipro. Poi ci siamo incontrati nel 2011, convegno organizzato tra gli altri da Tassos Papakostas a Londra, e lì effettivamente entrambi eravamo da poco arrivati al Dipartimento appunto di Studi Umanistici a Venezia, quindi davvero poi molte volte è successo di incontrarsi con Lorenzo e con molti dei quali presenti in questo convegno a Cipro stesso per varie iniziative appunto relative alla storia anche culturale e linguistica di Cipro. Un altro motivo di interesse per tutto il Dipartimento e per me in particolare è il tema della scrittura del veneziano. Venezia mostra fin dal Medioevo un'incredibile capacità di raccontarsi attraverso le scritture esposte, che sono scritture in volgare, a differenza di altre città d'Italia dove effettivamente il latino presenta una maggiore resistenza. Ho fatto un rapido calcolo nel percorso che faccio la mattina per spostarmi da casa, Campo Santa Maria Formosa, fino al Dipartimento, appunto in Campo Santa Margherita, si incontrano almeno 3, me ne vengono in mente, epigrafie importanti in veneziano, da quella del Campanile di San Polo a quella appunto del Campiello del Piovan a San Tomà, e poi chiaramente
passando per l'Accademia e la grande epigrafe del terremoto, e appunto è sorprendente come questa capacità di raccontarsi sia stata poi esportata da Venezia anche nello Stato d'Amar, chiaramente confrontandosi con tradizioni pregresse, perché a Cipro appunto c'era una tradizione precedente, quella franca di scritture esposte, quella di Lusignano, fondamentalmente in latino ma anche in francese antico, spesso in francese, in particolare francese, diciamo, caratteristico del cosiddetto français d'outre-mer, e però Venezia diciamo, da una parte prosegue la tradizione e dall'altra innova, no? Come succede in tanti altri campi, per esempio quello della storiografia, della cronacistica, eccetera, per cui appunto si pone in continuità ma anche come elemento di rottura. Sono temi dunque di grande interesse e grande fascino, che mi fa molto piacere che vengano coltivati in dipartimento. Un ringraziamento particolare all'instancabile attività del collega Lorenzo Calpelli, e anche appunto in istituzioni così prestigiose come l'Ateneo Veneto. Mi dispiace non poter restare se non per questo primo segmento del convegno. Io, come tradisce il mio accento, non sono veneziano e quindi a un certo punto diciamo devo ogni tanto tornare anche a Roma, dove abito, per esigenze diciamo di carattere privato, familiare, ma insomma non meno importanti di altre, e quindi veramente è un dispiacere diciamo che confesso di fronte a un convegno che mi pare molto ben costruito e che sono sicuro diciamo offrirà risultati importanti, e quindi insomma immagino gli organizzatori ci avranno già pensato, ma spero che si possano leggere presto gli atti di queste giornate. Non mi resta che augurarvi delle buone giornate. Certo, il tempo poteva essere più cipriota di quanto diciamo, non lo sia adesso, ma non disperiamo, magari diciamo, domani qualche minimo miglioramento ci sarà. Buon lavoro. Buonasera a tutti e a tutti. Chiedo un ok ai miei collaboratori perché stiamo anche trasmettendo a distanza e registrando, quindi insomma abbiamo un po' vari aspetti tecnologici da seguire. Grazie innanzitutto per essere qui con questa giornata appunto che è già stata evocata più volte, e grazie di cuore a Margherita Losacco e a Daniele Baglioni per queste belle parole di introduzione che hanno pronunciato. Per me è stato un vero piacere sentire che diciamo, non si è trattato di saluti istituzionali di circostanza, ma veramente di un augurio di buon lavoro molto sentito e, come avete appunto potuto ascoltare, consapevole delle tematiche. Ecco, entrambi i colleghi e amici sono anche esperti dei temi che tratteremo oggi e domani, quindi insomma è stato veramente piacevole ascoltarli. Nel suo celebre romanzo autobiografico Bitter Lemons, tradotto in inglese come Gli amari e limoni di Cipro e dedicato alla sua permanenza a Cipro fra il 1953 e il 1956, lo scrittore inglese Lawrence Durrell dipinse con potenti allusioni evocative il viaggio che lo condusse all'isola. Reduce da un incarico governativo in Jugoslavia, Durrell si imbarcò per Cipro da Venezia, quando dalla stazione marittima della nostra città era ancora possibile prendere un traghetto di linea che ti avrebbe condotto nel Mediterraneo orientale. Il romanziere era perfettamente consapevole che il punto di partenza del suo viaggio e quello di destinazione erano fortemente legati fra loro. Leggo qualche riga dalla traduzione italiana delle prime 2 pagine del libro, mentre voi potete seguire l'originale in inglese sullo schermo. I viaggi, afferma Durrell, come gli artisti, nascono, non si possono creare. 1000 diverse circostanze li determinano
e ben poche sono quelle cercate consapevolmente o prodotte dalla volontà. Questi pensieri appartengono a una Venezia all'alba, vista dal ponte della nave che mi porterà giù a Cipro, attraverso le isole. Una Venezia che freme in 1000 riflessi d'acqua fresca come una gelatina. Nuvole e acqua, proprio come oggi. Nuvole e acqua che si confondono, trasudano colori, si mescolano, si sovrappongono e si sciolgono, con campanili e balconi e tetti che galleggiano nello spazio, frammenti di una vetrata colorata, visti attraverso uno strato di veli di carta di riso. I palazzi di vetro dei Dogi vengono frantumati in un mortaio di cristallo, filtrati attraverso un prisma. A Cipro, Venezia non mi sarà mai lontana, perché il leone di San Marco cavalca ancora le umide atmosfere di Famagosta e di Cerigna. Confesso che si tratta di un passo che mi emoziona ogni volta che lo leggo. Anch'io faccio un po' di autobiografismo come il mio collega direttore. Esattamente 25 anni fa, certo in maniera meno poetica di Darrell, sbarcavo anch'io a Cipro per la prima volta, in aeroplano, a Larnaca, e mi recavo a indagare il passato romano dell'isola, testimoniato da siti archeologici spettacolari e imponenti, ma da studente veneziano non potei non rimanere affascinato dall'onnipresente ostentazione, direi, del simbolismo della Serenissima. Un simbolismo che contraddistingue tutti i principali insediamenti ciprioti, dalle mura veneziane appunto di Nicosia a quelle di Famagosta, alle colonne che oggi si ergono piuttosto solitarie nelle loro piazze, private dei leoni di San Marco che un tempo le coronavano, fino ai magnifici castelli che dominano i porti di Pafos e di Cerigna. 25 anni fa la bibliografia specialistica dedicata allo studio del patrimonio culturale di epoca veneziana a Cipro era estremamente esigua. Nel 2024 la situazione è radicalmente cambiata. Numerosi saggi scientifici, nonché interi libri, sono stati dedicati all'indagine del tessuto urbanistico delle città cipriote e delle loro evidenze monumentali. Molto è stato fatto, ma senza dubbio molto rimane ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda la parte settentrionale di Cipro, dove il lavoro sul campo è interdetto a causa dell'invasione militare turca avvenuta nel 1974, della quale proprio quest'anno ricorre tristemente il 50° anniversario. Un tema, soprattutto, era rimasto sostanzialmente inesplorato fino a poco tempo fa, ovvero quello dell'epigrafia veneziana dell'isola. I motivi per questo apparente disinteresse sono molteplici. Al primo impatto, forse lo studio dell'epigrafia può apparire disincentivante. Le iscrizioni sono infatti vergate con termini, lingue e anche spesso caratteri di difficile comprensione. Abbiamo sentito il francese antico, il latino. Eppure, come ha ricordato proprio Margherita Losacco poco fa, il rapporto fra scrittura e potere è fondamentale per comprendere come funzionano le società, sia passate ma anche presenti. Chi studia l'epigrafia pubblica in particolare, si occupa di indagare la storia della comunicazione scritta, mediante la quale i ceti dirigenti hanno veicolato e veicolano tutt'oggi ufficialmente la propria visione della realtà. Allora, adottando questa prospettiva, le iscrizioni possono senza dubbio essere paragonate ai social media, ai dispositivi visivi di oggi. Già più volte da parte dei miei colleghi ho sentito evocare appunto l'espressione scritture esposte, e appunto secondo due grandi e compianti epigrafisti bolognesi, Giancarlo Susini e Angela Donati, la nostra attenzione deve appunto concentrarsi sulle scritture esposte, che sono una felice definizione in italiano che poi è stata mutuata in molte altre lingue della scienza.
Per citare letteralmente Donati e Susini, una scrittura esposta è una scrittura pubblica, collocata quindi in luoghi accessibili e frequentati, tanto che il pubblico ne conservi la memoria e sappia con certezza dove ritrovarla. Una scrittura esposta è immobile, statica, collegata in maniera durevole all'ambiente e al paesaggio. È essa stessa un monumento, reca cioè i requisiti della perennità. Ecco dunque, accanto al tema della scrittura esposta, anche quello del paesaggio, dei paesaggi epigrafici che avrete notato forse nel titolo del nostro convegno in inglese, Epigraphic Landscapes. I paesaggi epigrafici sono costituiti da una presenza plurima di scritture esposte e si determinano in base al rapporto fra le iscrizioni, gli oggetti o i monumenti che le veicolano e soprattutto i contesti che le circondano. Quindi la comunicazione scritta non va indagata soltanto dal punto di vista testuale, ma deve essere affrontata a 360 gradi. È questo che abbiamo cercato di fare nel progetto La lettera e il leone, di cui oggi e domani celebriamo l'evento conclusivo con questo convegno internazionale che ci vede qui riuniti. È d'obbligo ringraziare alcune istituzioni, innanzitutto la Regione del Veneto, che insieme a Ca' Foscari ha generosamente finanziato il nostro progetto, nell'ambito degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia, nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea. Con viva riconoscenza ricordiamo anche gli altri partner strategici del progetto, grati anche per il prestigio che hanno conferito al nostro lavoro con la loro adesione e collaborazione. Innanzitutto ovviamente l'Ateneo Veneto, nelle cui meravigliose sale saremo ospitati oggi pomeriggio e domani mattina, ma anche il Cyprus Institute di Nicosia, che è il nostro partner tecnologico, l'Ambasciata d'Italia a Nicosia, l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, la Società Dante Alighieri di Cipro e l'Accademia Culturale Sant'Epifanio di Famagosta. Uso il plurale nel formulare questi ringraziamenti perché questo è un progetto collaborativo al quale partecipano numerose studiose e studiosi, ma che in primo luogo mi ha visto affiancato sin dalla sua concezione da una grande amica e collega, che guarda altrove, Mia Trentin, anche lei originaria della Serenissima, ma trasferitasi a Cipro da molti anni, alla quale rivolgo la mia riconoscenza più sincera. Oltre a lei voglio esprimere la mia gratitudine anche ai colleghi del Cyprus Institute Nicolas Bakirzis e Avgustinos Avgusti, che hanno curato la risorsa digitale di cui vi parlerò io e poi anche domani più nel dettaglio, anche Tatiana Tommasi, dottoranda di ricerca dell'Università di Venezia e Udine, che ha immesso con grande cura i dati epigrafici appunto nel database, e anche Sabrina Pesce e Ludovico Bevilacqua, che mi hanno aiutato moltissimo nell'organizzazione del convegno. Dunque, il progetto La lettera del leone ha indagato la documentazione epigrafica di ambito pubblico prodotta durante la dominazione veneziana di Cipro. Questo periodo, forse lo sapete tutti ma vale la pena di ripeterlo, iniziò nel 1474, quando alla morte del re Giacomo II il potere rimase in mano alla celebre regina Caterina Cornaro, nobildonna veneziana, e si conclude il periodo nel 1571, l'anno in cui, dopo il crudele supplizio di Marcantonio Bragadin, anche l'ultima roccaforte di Famagosta passò sotto il controllo ottomano. A Cipro, così come a Venezia e in tutti i territori dei cosiddetti Stato da terra e Stato da mar, le scritture esposte svolgevano un ruolo cruciale nell'agenda delle autorità veneziane per veicolare messaggi di natura politica e ideologica. La collocazione delle iscrizioni in contesti monumentali, combinata con l'uso del latino, principalmente, quasi esclusivamente, come lingua, e della capitale umanistica come scrittura, incarnava perfettamente le strategie di comunicazione
che Venezia sviluppò per ostentare pubblicamente il proprio potere. Attraverso il medium epigrafico, la Serenissima attuò un'abile strategia comunicativa, mirata a ribadire il proprio controllo sull'isola e a rimarcare la propria identità politica. Le epigrafi veneziane a Cipro non erano semplici registrazioni di eventi storici, ma strumenti simbolici. Alcuni esempi sono eloquenti. La porta d'Amar di Famagosta, che reca un'iscrizione, come potete vedere, puntinata, datata al 1496, che commemora l'operato del capitano veneziano, appunto, di Famagosta, che era una delle cariche più importanti sull'isola, Nicolò Priuli. Vedete una dedica a Nicolao Priolo. Ancora la porta di Cerinia a Nicosia, che menziona lavori di rifacimento delle mura della capitale finanziati dalla Camera Legale e negli anni 60 del Cinquecento, quindi proprio alla vigilia poi dell'assedio della conquista ottomana, lavori che verranno proprio in qualche modo vanificati dalla conquista turca di lì a poco. Quali erano i modelli di queste iscrizioni di Cipro? Ne parleranno senza dubbio diversi colleghi nell'arco del convegno, ma è chiaro che l'epigrafia veneziana di Cipro guardava ai paradigmi della madrepatria, che potevano essere coevi o di poco anteriori, come ad esempio l'iscrizione d'ingresso alla porta dell'Arsenale di Venezia, che è datata al 1460 ed è una delle primissime iscrizioni umanistiche di Venezia, ma anche potevano essere modelli antichi, anche fraintesi, se vogliamo, come la presunta iscrizione funeraria di Tito Livio, in realtà è la semplice iscrizione di un liberto, che si chiamava anche lui Livio, che è conservata a Padova e che fu murata proprio nel Cinquecento nel salone del Palazzo della Ragione. Ancora, un'evidente fonte di ispirazione potevano essere i codici epigrafici e i taccuini degli antiquari, fra cui possiamo ricordare quelli celeberrimi e oggi dispersi di Ciriaco de Ancona, i cosiddetti commentaria. Di certo l'epigrafia veneziana di Cipro, mediante il ricorso, come si è detto, alla grafia capitale umanistica, mirava a differenziare chiaramente il proprio dominio da quello dei precedenti regnanti, che, come avete sentito e come saprete, appartenevano alla dinastia crociata di origine francese di Lusignano, i quali utilizzavano la capitale gotica per la loro comunicazione, quindi proprio una differenza visiva notevole, paleografica diremmo noi oggi. Attraverso questa simbologia Venezia mirava dunque a rafforzare il legame con il passato classico, rifacendosi alla grafia delle iscrizioni classiche della Roma antica e alla lingua latina. Uno degli esempi più significativi dell'epigrafia veneziana di Cipro è l'iscrizione posta all'ingresso della cittadella di Famagosta, che è nota, diciamo, con questo nome romantico e, diciamo, così totalmente fittizio, di fortezza di Otello. Il testo dell'iscrizione ricorda l'operato del patrizio veneziano Niccolò Foscarini, che fu anch'egli capitano di Famagosta, prima di Priuli, dal 1491 al 1493. È una delle primissime iscrizioni che abbiamo studiato. La carica di capitano di Famagosta attribuiva al suo titolare la giurisdizione civile e militare di tutta la parte orientale di Cipro, con l'assistenza di due consiglieri veneziani. Come spero riusciate a vedere abbastanza, l'iscrizione coniuga, diciamo, la precisione e la cura formale dei modelli veneziani con elementi della tradizione classica. E soprattutto un tema interessante che penso indagheremo è come questa grafia appunto si associ
all'iconografia del leone marciano, che ha però una particolarità che è tutta cipriotta, cioè l'essere coronato, portare una corona sulla testa. Spero che riusciate a vederla. Perché questo? Perché questo leone coronato era un potente simbolo che appunto consolidava la presenza della Serenissima a Cipro, ma perché nell'organigramma, diciamo, territoriale veneziano, Cipro, alla stregua di Creta, la Candia appunto dei veneziani, era considerato un regno. E questa prerogativa era importantissima, perché consentiva al capo della Repubblica di San Marco, il capo supremo della Repubblica di San Marco, cioè al doge, che era un duca, doge significa duca, di fregiarsi invece di una corona regale. Quindi lo poneva nella gerarchia nobiliare ad uno stato molto superiore che lo equiparava ai principali monarchi europei. Tutte le iscrizioni di cui vi ho parlato, così come le altre, appunto databili a questo periodo, sono state oggetto del nostro lavoro di ricognizione, documentazione e registrazione digitale, che ha utilizzato un approccio integrato, prendendo in considerazione le implicazioni materiali, ma anche storiche, politiche e socioculturali dei paesaggi epigrafici. Sul fronte informatico, la ricerca ha dato vita a una collaborazione con il Cyprus Institute, partner tecnologico del progetto, come ho detto, e in conformità con le politiche europee sulla scienza aperta, il principale prodotto del nostro progetto è una risorsa online, ovvero la piattaforma digitale Venetian Inscriptions in Cyprus, che è da pochi giorni, diciamo, completa e liberamente accessibile in linea. È la prima risorsa open access a livello europeo interamente dedicata alle iscrizioni veneziane di epoca rinascimentale. E questo strumento innovativo, di cui poi domani vi parleranno più nel dettaglio con gli aspetti tecnici, domani pomeriggio Augustinos Augusti e Tatiana Tommasi, consente di visualizzare una mappa georeferenziata, si può zoomare, ora questo è uno screenshot statico, ma la mappa si può ovviamente zoomare fino nel dettaglio più preciso, di tutti i luoghi di attestazione delle epigrafi, che sono abbinati alla catalogazione digitale e in alcuni casi anche alla riproduzione 3D, alla riproduzione tridimensionale dei monumenti e dei siti dove si trovano o si trovavano le iscrizioni. Quindi questo approccio spaziale è stato per noi molto importante perché appunto mira a comprendere meglio le strategie comunicative messe in atto dalla Serenissima per affermare la propria presenza e identità sull'isola. Per questo abbiamo voluto mettere nel titolo del convegno, oltre al termine paesaggi, anche il termine contesti, perché appunto è molto importante contestualizzare gli oggetti portatori di scrittura. Quindi questa piattaforma rappresenta uno strumento molto versatile e a nostro avviso è un'ottima base di partenza per le ricerche che d'ora in poi ogni studioso o anche appassionato vorrà condurre sulle iscrizioni veneziane di Cipro. Non solo, siamo fermamente convinti che in futuro questa risorsa possa anche essere ampliata per includere dati provenienti da altri territori della Repubblica di Venezia. Creta, la Dalmazia, la Grecia o anche Venezia stessa. Quindi, come il viaggio condotto da Darrell, anche questo progetto può essere considerato in qualche modo un viaggio. Siamo giunti alla meta finale di questa prima tranche, ma si aprono subito nuovi traguardi da raggiungere. E come un viaggio ideale attraverso i territori dello Stato d'Amar sarà ora anche la Lectio Inauguralis che Donald Cooper, professore di storia dell'arte all'Università di Cambridge, ha gentilmente acconsentito a tenere per noi stasera. E quindi per me è un grande onore cedere ora a lui la parola. Grazie. Allora, grazie Lorenzo per questa gentile e generosa introduzione e grazie
a te e a Mia Trentin per l'invito di partecipare in questo convegno, per dare questo intervento plenario, e grazie anche all'Ateneo Veneto per l'opportunità di parlare dentro questo spazio splendido, soprattutto per un storico dell'arte. Allora, quando Lorenzo e io abbiamo discusso per la prima volta su come impostare questo intervento plenario, volevamo che esaminasse le culture in plurale del Mediterraneo veneziano, per introdurre i luoghi e le connessioni che sostengono le discussioni di domani e in particolare per collegare Venezia a Cipro, l'oggetto del meraviglioso progetto che Lorenzo ha appena presentato, e per inserire Cipro dentro le più ampie landscapes e contexts dello Stato de Mar, secondo il titolo di nostro convegno. Allora, si può andare avanti? Qua. E poi dopo con le frecce. Faccio io? Sì, ce ne sono parecchie le diapositive, ma vanno velocemente. La nostra soluzione è stata la metafora di un viaggio via mare, tracciando la rotta di una galea veneziana lungo l'Adriatico, attraverso lo Ionio fino a Creta e da lì a Cipro, il limite orientale dello Stato de Mar veneziano. Ciò aiuterebbe a collocare le parti costituenti del dominio marittimo in una relazione geografica tra loro in un modo che è difficile da sperimentare come viaggiatore oggi. Si può sostenere, per esempio, che Venezia fosse meglio collegata a Zara nel Cinquecento di quanto non lo sia oggi, per esempio, similmente per Creta a Cipro, anche se credo che ci sono alcuni voli diretti oggi. Ma la nostra nave potremmo immaginare simile alla galea dei pellegrini che ci hanno regalati i più ricchi resoconti di viaggio nel periodo. Vi mostro qui la Contarina, che prende il nome dal suo capitano Giacomo Contarini. Queste galee facevano fermate abbastanza frequenti, in parte per consentire ai pellegrini di vedere santuari e reliquie lungo il loro viaggio, rispetto alle grandi caravelle da carico che navigavano da e verso il Levante. Il nostro percorso è abbastanza prevedibile, segue la rotta di navigazione consolidata lungo i litorali orientali dell'Adriatico e dello Ionio, passando lungo le coste settentrionali di Creta, prima di saltare attraverso il mare aperto verso Cipro. Non ci fermeremo in ogni porto, non ti preoccupi. Nell'interesse del tempo alcuni devono essere sacrificati, tra cui Sebenico e Corfu purtroppo. Dall'altra parte scopriremo che alcuni territori veneziani non hanno svolto un ruolo diretto nel facilitare il commercio tra est e ovest. Alcuni erano desiderabili per la Serenissima come zone cuscinetto per impedire la pirateria, per accedere ad altre reti commerciali collegati all'entroterra più profondo dei Balcani, per fornire rifugi in caso di maltempo, un mix di tutte queste cose. Il nostro viaggio virerà avanti e indietro per tenere conto delle aggiunte e della sottrazione dell'impero marittimo veneziano, le cui fortune militari divennero sempre più tesi dopo il conflitto con l'impero ottomano, divenne realtà nella seconda metà del 400. Detto questo, la nostra data ideale potrebbe essere definita nei primi anni degli anni 90 del 400, ovvero dopo l'acquisizione definitiva di Cipro nel 1489, ma prima della caduta di Modon e delle altre perdite subite nella seconda guerra veneziano-ottomana del 1499-1503.
Questo fu il periodo in cui i leoni di San Marco erano più ampiamente diffusi nel Mediterraneo, sebbene, come vedremo, non tutti i porti e le enclave dello Stato de Mar prosperassero in quel momento. Dato il tema della conferenza, presteremo attenzione alle iscrizioni ed ad altre forme di scrittura pubblica. Lo Stato veneziano usava il testo pubblico con cura e scopo, ma per contrasto vi mostro un caso in cui fu usato per sovvertire l'iconografia politica dello Stato d'Armagh. Durante tutto il nostro periodo, i veneziani che spaccavano a Genova, la cerima rivale della Serenissima, sarebbero stati obbligati a contemplare le iscrizioni che riformulavano questo leone di San Marco, strappato dalle mura di Pola nel 1398 e reinstallato come trofeo fuori dalla chiesa portuale di San Marco al Molo. Sicuramente un'invasione consapevole dei numerosi leoni sul porto che accoglievano gli arrivi nelle città portuali dello Stato d'Armagh. Prima di imbarcarci, vorrei spendere qualche parola sull'approccio adottato qui. Per gran parte del XX secolo, gli studi sullo Stato d'Armagh hanno teso a enfatizzare la sua logica utilitaristica come creazione di una via marittima per il commercio. Questa essenzialmente era la tesi di Frederick Lane, il cui libro ha dominato a lungo la storiografia sull'impero marittimo. Altri studi hanno spaziato dal diario di viaggio, un po' romanticizzato, diciamo, di Jan Morris, a cui la scrittura di questo intervento rende omaggio, ai quadri teorici postcoloniali di Maria Gheorghiu. Questa è un'altra strada. Più di recente la nostra comprensione dello Stato d'Armagh rischia di essere sussunta nel mondo sempre più ricco dei studi sul Mediterraneo, con le sue preoccupazioni per lo scambio culturale e la connettività. Allo stesso tempo molto lavoro importante sull'impero marittimo rimane isolato all'interno di storiografia regionale o nazionale. L'obiettivo qui è di abbozzare un schizzo come potrebbe apparire una panoramica storico-artistica interdisciplinare dello Stato d'Armagh, utilizzando il motivo del viaggio via mare per unire insieme i diversi domini in un modo che sarebbe stato riconoscibile, ad esempio, a un viaggiatore del fine del 400. Questo è il progetto, un progetto che Lorenzo e io abbiamo esplorato attraverso conversazioni, discussioni e conferenze negli ultimi 15 anni. Ecco, noi stessi, piuttosto giovani, che presidiamo il nostro primo colloquio a Ca' Foscari nell'Aula Barato nel 2011. Di seguito è riportato il nostro incontro più recente per la conferenza Stato d'Armagh tenutasi a Cambridge quasi esattamente un anno fa, i cui atti stiamo attualmente preparando per la pubblicazione con l'aiuto, grande collaborazione di Jasenka Budelli, che è qui in foto, anche presente in aula, dentro la serie promossa dal suo progetto sull'architettura nell'Adriatico, un grande progetto europeo basato qui a Ca' Foscari. Allora, partiamo. Come possiamo vedere, dalla personificazione allegorica di Venezia che sottomette le onde all'esterno del palazzo ducale, le iconografie del dominio marittimo avevano una storia profonda che risaliva al Medioevo. Ma a metà del 400 un monumento più di ogni altro sembra aver portato l'articolazione visiva del dominio marittimo in modo più nitido di qualsiasi altro, stabilendo l'architettura trionfale dell'antichità classica come suo linguaggio dominante.
l'abbiamo già visto nella presentazione di Lorenzo, la nuova porta dell'Arsenale installata alla fine degli anni 50, spesso considerato la prima vera struttura rinascimentale a Venezia. La sua iscrizione ad Urbe Condita insisteva sul parallelo con l'antica Roma, ma il suo ornamento si estendeva alla modernità della pala di canone anche, mentre il suo idiosincratico forme di lettere è stato definito un'esibizione di bravura di epigrafia veneziana da Ronald Ferguson, di cui sentiremo parlare di più domani. Le autorità veneziane si preoccuparono di garantire la visibilità della nuova porta e nel decennio successivo presero provvedimenti per liberare una piazza davanti ad essa in modo che la sua dignità e bellezza potessero essere meglio apprezzate. Come è nota, la porta dell'Arsenale fu ispirata dall'Arco di Sergio a Pola, un monumento la cui straordinaria influenza nel Rinascimento è stato tracciato da Jasenka Gudelli dentro un studio davvero magistrale sulla fortuna di questo arco. La porta dell'Arsenale avrebbe stabilito un nuovo genere di arco trionfale veneziano che segnava la transizione tra mare e terra attraverso le città portuali dello Stato da mare. Incontreremo la sua progenie lungo il nostro viaggio fino alla fine a Cipro. Questa è l'immagine di potenza militare e antica autorità che la Serenissima desiderava imprimere ai viaggiatori in arrivo e in partenza nella metropoli, e possiamo portarli con noi l'impressione mentre attraversiamo il bacino di San Marco, oltrepassiamo la chiesa di San Niccolò al Lido e ci dirigiamo in mare aperto per iniziare il nostro viaggio. Le navi che lasciavano Venezia spesso si dirigevano direttamente attraverso il golfo verso l'Istria, a solo un giorno di navigazione dalla laguna. L'Istria era così vicino a Venezia che non era classificata infatti come parte dello Stato da mare, ma come una regione della terraferma. C'era un intenso traffico lungo la costa, in particolare di pietra dalla cave intorno a Rovigno. Secondo i resoconti dei pellegrini, le navi a volte aspettavano di raggiungere l'Istria prima di assumere un pilota che le guidasse lungo l'Adriatico. Come suggerisse il nome, Capodistria a nord era la capitale dell'Istria e fu sotto il dominio diretto di Venezia dal 1278. Molti degli edifici di Capodistria dell'era veneziana sono ancora in piedi e l'archivio della città è di nuovo accessibile adesso nell'archivio di Stato qui a Venezia. Ma l'ambiente della città è stato radicalmente trasformato da un'isola circondata da mare aperto e saline a una circondata da un porto moderno, come potete vedere nelle foto. Ma le navi dirette verso l'Adriatico avrebbero raggiunto più probabilmente uno dei porti più a sud dell'Istria, in particolare Parenzo, mostrato qui nella xilografia di Erhard Roivik, pubblicato nel 1486, derivata da schizzi realizzati da Roivik in situ. Roivik ha individuato il leone prominente sulla torre che domina il porto e l'isola al lago davanti alla città in primo piano. Questa isola è la cosiddetta isola di San Nicola, sulla quale c'era una cappella dedicata al famoso patrono dei marinai. Diversi pellegrini hanno registrato di essere sbarcati qui per primi per ringraziare Nicola mentre uscivano dalla laguna per il passaggio sicuro attraverso il golfo.
Probabilmente avevano pregato Nicola mentre uscivano dalla laguna passando per la chiesa di San Niccolò al Lido. Quindi il santo è stato invocato e ringraziato sia all'inizio che alla fine di questa fase iniziale del viaggio in mare. E questo non sarà l'ultima simmetria del genere che incontreremo in questo viaggio. I centri istriani vantavano un vasto patrimonio antico e paleocristiano, in particolare i mosaici di Parenzo. Abbiamo già incontrato l'arco di Sergio e Pola, a cui potremo aggiungere il vicino vasto anfiteatro. Secondo il suo biografo, Ciriaco d'Ancona, padre della disciplina, di epigrafia, fu affascinato dalle rovine di Pola quando la visitò nel 1418-19, effettuando il suo primo serio studio delle iscrizioni conservate sui numerosi monumenti tombali attorno alla città. Le navi dirette a sud raramente si fermavano alle isole del Quanaro, ma questi erano tenuti da Venezia e avevano valore per la Serenissima come zona cuscinetto contro gli interessi ungheresi nella regione e per reprimere la pirateria che proveniva dal vicino porto di Segna. In questa regione la cultura veneziana incontrò il testo glagolitico slavo e qui siamo a Veglia, dove in questa piccola chiesa di Santa Lucia vicino a Basca c'è una pala d'altare veneziana straordinariamente preservata attribuita alla bottega di Paolo Veneziano. Ma questo politico dentro questa chiesa era vicino alla famosa tavola di Basca, una delle più importanti iscrizioni glagolitico sopravvissuti adesso a Zagabria. È come due mondi diversi dentro un'unica chiesa, questa piccola chiesa, ma questo è lo stato da mare. Data la densa eredità romana della regione, c'erano ovviamente influenze classiche oltre a quelle slave, e la collezione del lapidario ad Arbe conserva una ricchezza di frammenti scolpiti e iscrizioni da contesti locali che vanno da antichità al XVII secolo, tra cui una delle principali iscrizioni dell'autore del maestro scultore Andrea Alessi, che si fermava come nativo di Durazzo in Albania, che mi sembra molto interessante per la scrittura a questa data, già 1454. Poi andiamo avanti verso la Dalmazia vera. Il primo grande porto veneziano in Dalmazia fu Zara, che possedeva un ricco patrimonio antico e una precedente storia nel Medioevo di resistenza al dominio veneziano. La città era prosperata come comune indipendente sotto il lontano dominio del Regno di Ungheria nel 300, ma il ritorno al dominio veneziano dopo il 1409 portò alla sottomissione politica ed economica agli interessi della Serenissima. Il centro storico soffrì molto per i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e per la successiva ricostruzione modernista, ma i suoi principali spazi civici conservano ancora il loro sapore veneziano, con la torre dell'orologio, la loggia che si affacciano sull'attuale piazza del Popolo e la porta di terraferma di Michele San Michele che segna ancora l'ingresso alla città vecchia. Il suo pesante bugnato conferisce alla struttura una presenza imponente, mentre i suoi stemmi, le iscrizioni e il leone esprimevano l'autorità della Serenissima. E vorrei sottolineare come importante sono gli studi recenti di Patricia Fortini Brown su queste tipologie di strutture, edifici, monumenti pubblici,
dentro lo Stato di mare, dentro un contesto comparativo che attraversa tutto il Mediterraneo veneziano. Ricerche recenti confermano che alcune commissioni, e qui parliamo delle opere d'arte del 400, intendevano richiamare i modelli veneziani. Poco dopo la reimposizione del dominio veneziano, un monumentale insieme di un crocifisso e apostoli fu commissionato per la cattedrale locale all'intagliatore Matteo Moranzon, membro di una famiglia importante di intagliatori veneziani che si era stabilito a Zara. Secondo la ricostruzione di Matko Marusic e Anna Marinkovic, queste statue erano destinate a sommentare il recinto del coro della cattedrale, in chiara imitazione dell'esempio di marmo di San Marco realizzato qui a Venezia dai fratelli delle Insegne negli anni 90 del 300. In verità i legami artistici tra Zara e Venezia erano stati stretti anche prima che la città tornasse sotto il dominio diretto veneziano. Un esempio significativo è la cosiddetta Madonna Belgazzone dell'artista veneziano Niccolò Di Pietro, ora all'Accademia, firmata e datata 1394. Niccolò la dipinse per un mecenate di Zara, un certo Vulciano Belgazzone, come elemento centrale di un politico più grande per l'altare maggiore della chiesa domenicana della città San Plotone. Dispersa durante le soppressioni napoleoniche, la Vergine col Bambino tornò a Venezia tramite il mercato dell'arte e da lì tramite donazione all'Accademia. Ma il modo in cui Niccolò fermò l'opera è particolarmente interessante. Egli fornisce l'indirizzo della sua bottega, in testa al Ponte del Paradiso, che doveva essere molto vicino al frontone scolpito del 400 con gli stemmi dei foscoli che ancora attraversa la calle del Paradiso. Niccolò usa la sua firma come biglietto di visita, nell'aspettativa che la pala d'altare di Belgazzone potesse incoraggiare altri mecenati zaratini a cercare la sua bottega a Venezia. Commissioni veneziane successive recano altre tracce di spedizione. La grande pala d'altare della Madonna della Grazia, commissionata per un altare nella chiesa zaratina di San Francesco, fu dipinta, quasi certamente da Lazzaro Bastiani, su 2 pannelli interconnessi, molto probabilmente per facilitare la spedizione in barca da Venezia. Mentre Vittorio Capaci dipinse l'unico politico noto nella sua lunga carriera per l'altare di San Martino nella cattedrale zaratina, una scelta archaica per la fine del 400 che di solito è spiegato dai gusti conservatori dei suoi committenti dalmati, ma forse c'è un'altra spiegazione, che la pittura della pala d'altare come pannelli separati potrebbe essere stata ancora una volta ispirata dalla necessità di inviare i dipinti a Zara via mare. Lasciandoci Zara alle spalle, la nostra galera... Sì. Qui si vede come sono, infatti è fatto in 2 parti. Lasciandoci Zara alle spalle, la nostra galea avrebbe oltrepassato l'insenatura che conduce a Sebenico, una città famosa per la sua cattedrale rinascimentale progettata da Giorgio Orsini, detto da Sebenico, ma proseguendo la navigazione avremmo raggiunto le città della Dalmazia centrale, principalmente Trau e Spalato, sebbene Lesina nella sua isola fosse un'importante base navale veneziana per tutto il periodo. Trau si sviluppa su un isolotto strategico tra la terraferma e l'isola di Giovo. Come comune indipendente nel Medioevo, Trau era un vivace centro artistico. La sua cattedrale di San Lorenzo può vantare il portale del maestro Radovan, probabilmente l'opera più significativa di scultura romanica sul litorale adriatico. Ma anche in epoca tardo-medievale Trau considerava Venezia un modello artistico da imitare.
L'Annunziazione in marmo posto sopra il ciborio dell'altare maggiore della cattedrale copiava chiaramente le statue scolpite per l'altare maggiore di San Marco nel 1330. Una volta che la città passò sotto il dominio diretto veneziano dal 1420 circa in poi, la Serenissima rimodellò decisivamente il tessuto urbano della città. Un nuovo castello fu costruito sulla periferia verso il mare, separato dal nucleo urbano, con la chiara intenzione che la fortezza potesse essere rifornita via mare se necessario. Nel frattempo, la piazza principale accanto alla cattedrale fu rimodellata con edifici pubblici, un palazzo per il conto veneziano, un torre dell'orologio e una loggia. La loggia fungeva da cornice per una serie di rilievi scolpiti da Niccolò Fiorentino nel 1471 che integravano la figura allegorica della giustizia con il leone di San Marco e i santi patroni locali, Giovanni e Lorenzo, all'interno di un'armatura fortemente classiceggiante. Il leone fu distrutto durante le tensioni politiche negli anni 30 del XX secolo, ma la sua forma è conservata in fotografie precedenti. I rilievi rappresentavano un tipico tentativo veneziano, direi, di riconoscere le identità locali, ma anche di subordinarle a un'iconografia onnicomprensiva del dominio politico. La città di Spalato aveva preso forma durante il Medioevo all'interno dell'enorme palazzo costruito per l'imperatore Diocleziano nel IV secolo. Qui i veneziani seguirono una ricostruzione del tessuto urbano simile a quello di Traù. Riconfigurano la piazza principale nel borgo accanto al recinto del palazzo imperiale e costruirono una nuova fortezza adiacente al nucleo urbano tradizionale anche direttamente accessibile via mare come quello a Traù. Alcune sezioni della fortezza sopravvivono e la sua forma originale può essere ricostruita da altre fonti. Come Traù, la fortezza fu costruita con mura di cinta verticali che sarebbero presto diventate obsolete con l'arrivo dell'artiglieria d'assedio dalla metà del secolo in poi. A nord i veneziani sistemarono una torre dell'orologio e un'asta di bandiera, alcuni e anche un loggia, un palazzo per il loro conto, tutto intorno alla piazza. Alcuni di questi strutture sopravvivono e altri possono essere ricostruiti da disegni realizzati prima di modifiche più recenti. Nel frattempo il centro ecclesiastico della città rimase attaccato al mausoleo di Diocleziano e il suo famoso cortile del Peristilio, in cui era incastonata la cattedrale di San Doimo. Spalato prosperò sotto il dominio veneziano grazie al commercio con l'entroterra balcanico e una serie di imponenti palazzi domestici costruiti in stile veneziano sono disseminati attorno al nucleo urbano centrale, uno dei quali è il Palazzo Paplic, che ora è il Museo cittadino e attualmente in fase di restauro. La configurazione del cortile, del pozzo, della scalinata e del piano nobile sono tutte familiari agli esempi veneziani, anche se il materiale dominante è il calcare, la pietra locale piuttosto che il mattone. Il nostro viaggio via mare prosegue verso sud, oltre i territori della Dalmazia veneziana e oltre le terre della Repubblica di Ragusa. E non parlo di Ragusa, sarebbe un'altra lezione. E andiamo direttamente oltre le acque ragusane, dove la nostra galea raggiunge la regione nota ai contemporanei come Albania Veneta, che comprende territori nell'attuale Montenegro e nell'Albania propria. Uno dei centri principali
era Cataro, situato alla testa della cosiddetta Bocca di Cataro, la spettacolare insenatura marina che a volte viene descritta come l'unico vero fiordo del Mediterraneo, come si può vedere. Cataro era cresciuta nel Medioevo come porto commerciale per l'entroterra balcanico, in particolare per il potente regno serbo. Forse questo ruolo dopo la decisiva sconfitta dei serbi da parte degli ottomani nella battaglia di Kosovo nel 1389 e la conseguente insicurezza nella regione spinse i cataresi a cercare la protezione della Repubblica Veneziana. È significativo che il Senato accettò le loro suppliche solo dopo diversi decenni nel 1420, riflettendo la reticenza veneziana ad assumersi la responsabilità politica e militare di un territorio che non era strategicamente cruciale e che sarebbe stato costoso da difendere. Situato all'estremità della sua insenatura, Cataro non era mai una tappa della principale rotta della Galea, ma il controllo veneziano impedì che la Bocca venisse colonizzata da pirati e col tempo Cataro divenne un importante centro di costruzione navale della Repubblica. La piccola città è raggruppata attorno alla base di un maestoso fortezza in cima alla montagna, la cosiddetta Scala di Cataro. I monumenti veneziani standard sopravvivono ancora, tra cui una loggia, un campanile, una porta da mare, e la porta ha tuttavia perso il suo leone distrutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Altri monumenti dell'era veneziana hanno subito danni in questo periodo, tra cui l'elaborato portale scolpito del Palazzo della Famiglia Bizzanti, una delle principali casate cataresi nel 400, il cui stemma a forma di leopardo è stato spagliato per un leone dagli iconoclasti del XX secolo. Il principale monumento storico-artistico è la cattedrale dedicata a San Trifone, il patrono la cui importanza per i cataresi è indicata dall'inclusione di questo santo ragazzo nel ciclo di Carpaccio nella scuola dei Schiavoni qui a Venezia, dove i cataresi formavano un distinto sottogruppo all'interno della più ampia comunità slava della Serenissima. L'interno di San Trifone sottolinea il carattere cosmopolita anche di un centro secondario come Cataro dentro lo Stato da mare. La pala dell'altare maggiore del 400 era un rilievo in argento che rifletteva esempi a Venezia e nel Veneto, ma era realizzato da artigiano itinerante svizzero Giovanni da Basilea, attivo anche nella vicina Ragusa. E poi una preziosa nota documentaria conferma che i frammenti di affresco nelle arcate della navata facevano parte di un schema certamente molto più ampio dei primi del 300, affidato a pittori greci, come parla il documento. Probabilmente una bottega da Costantinopoli, le cui mani possono essere identificati anche nei monasteri affrescati di Serbia e Kosovo. Dentro questa chiesa latina vediamo i dottori della chiesa latina Ambrogio, Agostino, vestiti con paramenti ortodossi, con gli artisti greci che tentavano anche di rifigurare figure puramente latine, come Santa Chiara d'Assisi. Passando per centri veneziani più piccoli in Montenegro, come Budva e Antivari, raggiungiamo l'Albania vera, dove il potere veneziano era ancorato alla formidabile fortezza di Rusaffa in cima alla montagna di Scutari. Questa cittadella controllava i sistemi fluviali e l'entroterra circostante. Come Cataro, la fortezza arriva a Venezia in seguito al crollo del regno serbo,
con la Serenissima che ne assunse il controllo nel 1396, come parte di una strategia veneziana per creare una zona cuscinetto contro l'espansione ottomana e in particolare per impedire ai turchi di sfondare sulla costa adriatica. La fortezza è oggi meglio conosciuta per aver resistito 2 assedi negli anni 70 del 400 contro le forze ottomane guidate dal sultano Mehmed II in persona. Gli ottomani tuttavia ottennero con la negoziazione ciò che non riuscirono a realizzare con la forza e Scutari fu ceduta da Venezia nell'accordo di pace nel 1479. Oggi rimane poco della presenza veneziana, fatta eccezione per le rovine della moschea ottomana che incorpora frammenti della cattedrale veneziana di Santo Stefano. La graduale conquista ottomana dell'Albania portò a una diaspora della popolazione locale e alla crescita della comunità albanese nella stessa Venezia. La memoria di Scutari e della sua difesa era chiaramente centrale per la loro identità, a giudicare dal rilievo commissionato nel 1532 per commemorare l'assedio sulla facciata della loro scuola appena fuori campo San Maurizio, molto vicino a noi qui, che segnava eventi di oltre 50 anni prima che dovevano essere vicino al limite della memoria vivente a questo punto. Difficile da vedere dalla cale sottostante, queste foto sono stati scattati dagli uffici di fronte. Ringrazio i proprietari e ci permettono di vedere l'iscrizione completa che ringrazia il Senato veneziano e mostra il sultano e il suo visir che contemplano impotenti la fortezza lontana decorata con le armi dei suoi comandanti e il leone di San Marco. Più a sud passiamo il porto di Durazzo, una città con un ricco passato classico che segna il capolinea adriatico della via Ignazia che attraversava i Balcani fino a Costantinopoli. Nel 1458 il pellegrino napoletano Roberto da San Severino descrisse una statua equestre in bronzo di un imperatore identificato da Roberto come Costantino in cima alla mura della città e rivolta verso l'entroterra. Non si sa altro di questo monumento, ma ci ricorda il denso patrimonio antico dello Stato da Mar veneziano. Durazzo era famoso dell'antichità per le sue mura, che i veneziani tentarono di rafforzare dopo aver acquistato il porto nel 1392. Alcuni bastioni sono ancora in piedi e quello principale è attualmente in fase di restauro con finanziamenti dell'Unione Europea. Sono ancora visibili vestigi dell'antico foro e dell'anfiteatro, ma gran parte della città veneziana è ora nascosta sotto lo sviluppo moderno. I visitatori del 400 descrissero una città semi-rovinata, rimpicciolita dentro le sue antiche mura. Quasi nessun artefatto o documento sembra sopravvivere per il centro dal periodo veneziano. Quando Durazzo cade definitivamente nel 1501 sotto l'assedio ottomano, i frati domenicani della città fuggirono su una delle ultime navi per raggiungere Bari con il loro argento e le loro reliquie. Col tempo questi tesori giunsero al convento dell'ordine di San Pietro Martire a Murano, ma purtroppo andarono perduti nella soppressione napoleonica. Dunque c'è proprio zero che è rimasto. Ma l'esempio di Durazzo ci ricorda che l'eredità veneziana in Albania è poco compreso rispetto agli altri centri che stiamo esaminando nel nostro viaggio metaforico. E Durazzo, confesso, è l'unico posto discusso qui che non ho visitato in persona. Spostandoci verso sud, attraverso il Mar Ionio, la nostra galea avrebbe puntato verso Modon
passando Corfu, Cefalonia, Zante, che è un peccato, ma lasciamo perdere in questa occasione per raggiungere Modon, sul punto sud-occidentale del Peloponneso. L'odierna Methoni è una remota città fantasma di rovine veneziane e ottomane. È difficile credere che un tempo questo fosse il fulcro militare e mercantile dell'intero Stato d'Amaro. La Repubblica richiedeva che tutte le navi facessero scalo a Modon ed era qui che le navi spesso scambiavano i piloti tra quelli specializzati nelle acque adriatiche e ioniche e quelli più esperti nel guidare le navi verso Creta e Cipro. In un periodo in cui la maggior parte delle navi preferiva navigare in vista della terra, quasi tutto il traffico marittimo est-ovest era visibile da questo porto, o più precisamente dall'alta cima dell'isola immediatamente a sud, suggestivamente chiamata La Sapienza. E la metafora della visione e della sorveglianza si è tramandata nei nomi con cui Modon e la vicina fortezza di Coron erano conosciuti qui a Venezia. Erano gli occhi capitali, cioè gli occhi dello Stato nel Mediterraneo. Un'idea di questo vivace centro di trasporto, scambio, informazione può essere ricavata dalla xilografia dettagliata di Erhard Ruyvik basata sui suoi schizzi sul sito realizzato nel 1483. Un dettaglio singolare e visibile appena fuori dalle mura della città, dove Ruyvik registra le tende yurts, non so come si dice in italiano, come in Mongolia o nell'Asia centrale, della comunità nomade definita egiziani dai pellegrini in visita. Le vestigia sopravvissute della città includono iscrizioni sulle mura della città che registrano gli interventi dei governatori veneziani della città sulle fortificazioni di Modon e un altro testo purtroppo frammentario in cima di una colonna solitaria che conferma che originariamente portava un leone di San Marco. Mentre tendiamo a enfatizzare il know-how e l'expertise veneziana in mare, Modon illustra anche i limiti della tecnologia marittima veneziana. Il porto esposto della città richiedeva un molo per renderlo sicuro dalle tempeste, ma gli ingegneri veneziani non avevano la maestria romana nel posare il calcestruzzo sotto l'acqua e il risultato fu un lotto annuale costante contro le tempeste invernali per rinforzare un fragile molo del porto, ormai da tempo distrutto ma ancora sporgente dalle onde in punti isolati. Modon cade nell'estate del 1500 dopo un feroce assedio supervisionato personalmente dal sultano Bayezid. La città veneziana per quasi 300 anni, dalla quarta crociata in poi, fu saccheggiata e i suoi abitanti giustiziati e ridotti in schiavitù. Sanudo scrive che il doge Agostino Barbarigo e il Consiglio dei 10 abbiano pianto alla notizia. Da Modon le navi veneziane passavano per Citera, si dice? Chifera, e attraversavano il mare aperto verso Creta, il territorio più consistente e prezioso di Venezia nel Mediterraneo orientale, sotto il dominio della Serenissima dall'inizio del 200 fino a quando la sua capitale, Candia, cade in mano agli ottomani nel 1669 dopo un epico assedio durato 25 anni, è l'assedio più lungo nella storia documentata. Per la Creta veneziana il lavoro pionieristico di Giuseppe Girola all'alba del secolo scorso
finanziato dall'Istituto Veneto, rimane uno strumento di studio fondamentale. Arrivato poco dopo la fine del dominio ottomano, Girolamo cercò frammenti di sculture e opere in pietra veneziane, registrando meticolosamente caratteristiche ornamentali e iscrizioni. E qui abbiamo anche alcune pagine dal suo libro, che è molto avanzato per l'epoca. Ma il lavoro di Girolamo ha ora un parallelo moderno nel censimento dettagliato delle opere in pietra veneziane, intrapreso da un team di ricercatori dell'Università di Creta guidato da Olga Grazio e con la collaborazione di Sofia Catupi che parla nel programma di domani, non so se lei è qui. Ciao Sofia. E faccio un menzione onorevole anche a questa guida di Monsanti e Galla, che è turistico ma di alto livello, e io lo tengo in tasca dappertutto quando sono in viaggio in Creta. L'enorme patrimonio veneziano di Creta può essere qui introdotto solo brevemente e sparso in tutta l'isola, persino in aree relativamente remote lungo la costa meridionale, come la fortezza di Frano Castello, mostrato qui. Le aree più fertili dell'isola vantavano ville sofisticate e la descrizione del 1417 di Cristoforo Guendalmonte della villa rurale di Niccolò Cornaro nella Padiada con giardini pieni di statue antiche e giustamente famose, anche se ora non ne rimane traccia. La villa Cornaro era molto precedente a qualsiasi sistemazione comparabile in Italia stessa e suggerisce un profondo impegno da parte dei veneziani di Creta con gli antichi resti dell'isola. Sebbene l'isola rimanesse prevalentemente ortodossa, le tradizioni artistiche bizantine locali assorbirono elementi della cultura veneziana. Le chiese rurali greche incorporavano portali con ornamenti gotici, mentre santi latini come San Francesco o San Pietro Martire apparavano immensi a schemi iconografici altrimenti bizantini. E negli studi recenti la Creta è diventato un tipo di esemplare di ibridazione artistica e interculturale che prosperava sotto l'egida del dominio veneziano. Mentre come Girolamo aveva già apprezzato la campagna cretese conserva una ricchezza di materiale veneziana, la presenza veneziana era per lo più fortemente avvertita nei principali centri urbani, Cania, Vitimno e la stessa Candia, tutti situati sulla costa settentrionale, lungo la quale si snodavano le principali rotte di navigazione. Qui vediamo un panorama della Vitimno veneziana con il suo caratteristico insieme di edifici pubblici veneziani, loggia, asta della bandiera, torre dell'orologio. Ma la torre dell'orologio è un caso interessante per le fortune del patrimonio veneziano nel XX secolo. Girolamo l'ha ancora visto sezione di questa struttura intatte, abbastanza da suggerire un'ipotetica ricostruzione dell'insieme. Ciò che rimaneva della torre è stato comunque demolito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un momento in cui il materiale veneziano era poco apprezzato. Tuttavia, negli ultimi anni si è discusso di erigere un facsimile dell'originale, poiché i monumenti veneziani dell'isola sono stati rivalutati come caratteristiche positive nel panorama del patrimonio cretese. Il centro più significativo era la capitale dell'isola, Candia, la città di Candia, dove aveva sede il principale funzionario veneziano, il duca di Candia. La città è raffigurata qui da Zorzi Corner all'apice del suo sviluppo all'inizio del Seicento. La pianta urbana si era estesa ben oltre le vecchie mura bizantine ed era circondata da fortificazioni di bastioni all'avanguardia. Il porto era circondato dalle
più grande serie di cantieri navali coperti nei domini veneziani dopo l'arsenale stesso. Dal porto un'ampia strada fiancheggiata da portici, la cosiddetta ruga maestra, conduceva alla piazza che costituiva il cuore del governo e il teatro principale per l'esibizione dell'autorità veneziana, incorporando la chiesa ducale di San Marco, una loggia monumentale, e in questo tardo periodo la fontana commissionata da Francesco Morosini negli anni 20 del Seicento è alimentata da un acquedotto appena completato. La fontana incorpora una caratteristica insolita, un capitello antico scavato che fungeva da vasca per raccogliere l'acqua che scorreva dalla fontana. Candia vantava anche gli edifici sacri più significativi dell'isola. Uno di questi è sopravvissuto sostanzialmente fino a tempi relativamente recenti, la chiesa agostiniana di San Salvatore. Trasformato in moschea dopo la conquista ottomana, Giorlo ha fotografato la chiesa con la sua sovrastruttura medievale in gran parte intatta. La conversione in una scuola e l'inserimento di piani interni sono seguiti nel XX secolo. Olga Grazio ha ricostruito la sua triste fine nel 1972, quando l'edificio fu demolito per creare una piazza per i blocchi di appartamenti circostanti, per dare un po' di vista a questi appartamenti. È raso al suolo. Sotto il regime del colonnelli dell'epoca, le connotazioni del suo periodo come moschea erano problematiche e il suo più profondo passato veneziano era poco apprezzato. Senza dubbio, la fondazione ecclesiastica più impressionante della città e probabilmente dell'intera isola era la chiesa francescana in cima alla Civitavecchia, che sfatteva sul porto nel panorama della città di Hannover. Anche San Francesco fu trasformato in moschea dopo la conquista ottomana e fu poi gravemente danneggiata da un terremoto nel 1856. Il disegno di Antonio Salosandrides ritrae la navata distrutta e senza tetto prima che la chiesa venisse demolita nel 1867. Il sito fu poi utilizzato per costruire il museo archeologico della città e negli ultimi decenni gli scavi nel giardino del museo e nell'ex caffè hanno portato alla luce l'abside e il transetto della chiesa, un caso singolare di un museo archeologico che è anche un sito archeologico. Nulla rimane al di sopra del livello delle fondamenta, ma molte delle opere d'arte della chiesa sopravvisero alla caduta di Candia, essendo stati evacuati a bordo delle navi che le portarono a Venezia. Qui i frati e le loro opere d'arte e reliquie furono affidate al monastero insulare di Santo Spirito nella laguna, dove rimasero fino alla fine della Repubblica e alla soppressione delle case religiose della città. Molto hanno poi perduto, ma un'opera fondamentale è ancora con noi, ironicamente esposto in un contesto domenicano a Santi Giovanni e Paolo. Questa pala dei primi del 500 era la pala d'altare maggiore della chiesa francescana di Candia, prima di essere spedita a Venezia nel 1669, alla fine dell'assedio. Era stata quasi certamente anche dipinta a Venezia in origine, probabilmente da Marco Basaiti, che si pensa fosse di origine greca o fosse albanese. Ha quindi attraversato il Mediterraneo 2 volte e questo potrebbe riflettersi nel suo design. La pala d'altare è stata restaurata di recente, ma vecchie foto indicano che in realtà è formato di nuovo da 2 pannelli, attentamente divisi per evitare volti o altrimenti chiavi della composizione. Come la pala d'altare di Lazzaro Bastiani a Zara, il dipinto di Candia fu progettato per essere spedito, per viaggiare per mare.
E alla fine arriviamo in Cipro. Da Creta le navi veneziane attraversavano il mare aperto, a volte fermandosi a Rodi, mentre questa isola rimaneva nelle mani dei cavalieri di San Giovanni fino al 1522, per raggiungere Cipro, solitamente avvicinandosi alla più ospitale costa meridionale, dirigendosi verso la baia di Saline, come si dice? Saline. O attorno a Capo Greca per raggiungere la città di Famagosta. Esito a dire molto qui su Cipro, data la ricchezza di esperti sul Cipro veneziano in aula e naturalmente Lorenzo ha anche letteralmente scritto il libro sull'argomento, ma mostrerò qui alcuni dettagli di Famagusta, nostro punto di arrivo, che offre una prospettiva incredibile ai visitatori di oggi. I veneziani ereditarono le maestose chiese gotiche costruite dai loro predecessori lusignani. Le rovine di cui ora punteggiano il passaggio della città vecchia in gran parte abbandonata. Quando la Serenissima acquisì l'isola nel 1489, l'attenzione veneziana si concentrò sulla modernizzazione delle fortificazioni ed il leone che fornisce il posto, lo stendardo per il nostro convegno fu scolpito, come già ha spiegato Lorenzo, per il cosiddetto castello di Otello vicino al porto. Anche gli edifici pubblici furono rinnovati e il vecchio palazzo reale dei Lusignani fu convertito nella residenza dell'amministrazione veneziana con l'aggiunta di una facciata classiceggiante che ironicamente è l'unica parte del complesso sopravvissuta alla conquista turca. Qui i veneziani fecero largo uso di spogli antichi provenienti dalle vicine rovine di Salamis, dove c'è ancora un'abbondanza di colonne di granito. L'elemento veneziano più notevole di Famagosta è senza dubbio la porta marittima, la porta da mare. Fino a qualche anno fa era difficile vederla o fotografarla perché l'accesso all'area del porto era limitato. Ma ora può essere apprezzata come una delle più significative formulazioni materiali ed ornamentali del dominio veneziano del Mediterraneo orientale. In senso letterale rispecchia la porta dell'Arsenale a Venezia. Le due porte segnano l'estremità orientale e occidentale dello Stato da mare. Le strategie formali e materiali sono diverse, con spogli in marmo che prendono il posto di ornamenti antichi sulla porta di Famagusta, ma le due porte condividono la stessa appropriazione dell'autorità classica unita al culto iconografico del leone. È difficile credere che i nostri marinai alla fine del 400 non abbiano notato la simmetria. Questo intervento ha abbracciato la diversità dell'impero marittimo veneziano, ma le due porte ci ricordano che le varie culture dello Stato da mare abitano una serie di strutture condivise che hanno preso forma visiva e materiale in edifici, sculture, monumenti e, come potremo esplorare domani, anche nelle scritture. Grazie. Che li conoscevo. Bene, siamo credo veramente riconoscenti al professor Donald Cooper per questo magnifico viaggio che ci ha fatto percorrere in questa giornata di pioggia a bordo delle galee veneziane, come se fossimo arrivati a Cipro, visitando appunto ogni singola tappa dell'itinerario e appunto riscontrando nelle loro diverse declinazioni tutti gli elementi della venezianità, ecco. Poi chiaramente negli interventi di domani, che saranno più puntuali,
concentrati su vari temi, la storia dell'architettura, l'epigrafia, la paleografia, la storia dell'arte e quant'altro. Ecco, andremo un pochino più a fondo, però gli avevo proprio chiesto e ha fatto i compiti perfettamente, devo dire, perché gli avevo chiesto che ci introducesse a questo mondo che è lo Stato d'Amar, proprio dal punto di vista visivo, ecco, visivo monumentale, e penso che con la difficoltà, come ha detto lui all'inizio, che ci sarebbe oggi a fare un viaggio del genere. Io ho citato Darrell all'inizio, quando ancora fino a qualche decennio fa c'era una nave che da Venezia portava a Cipro, l'espresso dell'Adriatica. Ora non c'è più, quindi forse voi avrete riconosciuto, se avete viaggiato un po', qualcuno dei posti che lui ci ha mostrato, però vederli tutti insieme è praticamente impossibile, bisogna vederli solo singolarmente. Quindi grazie ancora Donald, e non so se ci sono anche delle domande, delle curiosità rispetto a quello che lui o anch'io abbiamo detto oggi. È un intervento, diciamo, concepito come una presentazione più che destinata alla discussione, ma sicuramente ci possono essere dei dubbi o delle domande. Non so se anche da casa. Prego, Tassos. Ancora sull'uso della pietra d'Istria lungo la costa dalmata. È diffuso o hanno le loro pietre locali, non so, a Sebenico, a Zara, poi sud verso Nauru, verso l'Albania? Come funziona la diffusione della pietra d'Istria? Sì, non solo a Venezia, ma giù verso... qui abbiamo la massima esperta in questo campo con Jasenka, con il suo progetto. Io mi sento molto meno qualificato di rispondere, non so, Jasenka se Okay. è una... Scusate un po' chiamato in causa. Vuoi venire qua? Ti dispiace Jasenka, perché sennò da casa non sentono. È un po' come entrare in una storia altrui, scusate. No, ci mancherebbe, anzi. Allora, diciamo che le cave della pietra d'Istria, prima c'è il problema del termine. Pietra d'Istria adesso viene applicata a tutta la pietra calcarea bianca di alta qualità che proviene dalla costa orientale dell'Adriatico. Ma ovviamente le cave istriane propriamente dette, proprio quelle di Rovigno, Orsera soprattutto, Canale di Leme e Isola di Brioni, più o meno questi sono, diciamo, quelle principali, vengono utilizzate soprattutto a Venezia e ovviamente in Istria, perché quelle dalmate invece sono soprattutto Isola di Brazza e Isola di Curzola, dove ci sono delle maestranze locali dalmate che soprattutto dal 400 in poi, quando la pietra d'Istria per le sue biancore, per il gusto, per il bianco, diciamo che sta crescendo e diffondendosi in quel momento, diventa una pietra importante anche di esportazione. Ma sono delle pietre con cui è stato fatto prima di tutto il Palazzo di Diocleziano o la Cattedrale di Sebenico, cioè tutte le case locali, perché ovviamente il laterizio lì scarseggia, non ci sono le argille di qualità, anzi ci sono i problemi con i coppi, con le coperture, perché ovviamente scarseggia anche quello, quindi c'è pietra tantissima, ma Problema opposto. Problema opposto. E quindi quello che si sviluppa soprattutto dal 400 e soprattutto anche il periodo in cui si stabilizza da un lato il governo veneziano lungo tutta la costa orientale e dove c'è proprio l'interesse per il mercato della pietra, si creano tutta una serie di mercati e sistemi di sfruttamento di pietra in Dalmazia, soprattutto quelli di lungo percorso, perché mettono sulle navi e vanno,
Invece in Istria sono molto più controllati dai tagliapietra veneziani, e soprattutto si prende la pietra non particolarmente lavorata, stagionata sì, ma non particolarmente lavorata, va a Venezia e da Venezia viene esportata come prodotto, come con moltissimi altri beni che conoscete. Però è anche proprio il 400 una grande stagione del mercato architettonico della Dalmazia, perché si riescono alle maestranze a proporsi come quelle che sanno lavorare quella pietra. Dopo, con le guerre, con la insicurezza, con la mancanza di manodopera anche, diciamo che questa esportazione un po' perde il valore locale che aveva nel 400, però le pietre dalmate sono di altissima qualità, soprattutto queste porcellane di Brazza. E Brazza poi di nuovo nell'800 le esporta fino all'America, insomma c'è questa cosa, no? Importantissima, importantissima, però divertente come storia. Poi mi lascio la sedia che le pietre di Brazza vengono esportate anche per la Casa Bianca, insomma, quindi non tutta, oddio, no, però diciamo che anche questo è un po' un aspetto importante, perché riprendono con valore. E con le tecnologie dell'800 riescono di nuovo avviare, no, l'esportazione che sia profitabile, perché se no è un business, no? Bisogna che porti profitto. Lascio la sedia perché... Grazie. Grazie davvero. Grazie. Perché sì. Dal momento che mi chiamo Tagliapietro, ho fatto qualche piccola ricerca, pare che dopo il 1117 grande incendio per cui si è pensato a ricostruire in pietra, le prime pietre di pietra d'Istria arrivassero da Strognano, 1258, i fratelli Blasio e Niccolò importavano con i marani le prime pietre, grossi massi con i marani, che entravano, si fermavano allo Scanello di Copolco, vicino a Murano, li sezionassero e li portassero a Venezia. Io avrei questa notizia. E un'altra piccola cosa, siccome mi ero appassionato di stoccato, ci sono stato con la barca, poi ci sono andato con la motocicletta, era un posto molto importante prima di iniziare le crociere di battaglia. Era un posto di sosta delle navi da battaglia veneziane, tanto che similmente all'arsenale di Venezia, che si chiama Porto delle Catene, estendevano una catena prima di entrare nel bacino grande, e quindi non era solo un passaggio, diciamo, pseudo commerciale, era una base, famoso Vescovi, il discorso che ha fatto, lì proprio conservavano lo stendardo che imbarcavano quando passavano a questa parte. Grazie. Sì. La marinaressa era molto proprio la marinaressa di Cattaro, ecco. Bene, non so se ci siano altre domande. Altrimenti non ci resta insomma che ringraziare ancora il professor Cooper e aggiornarci a domani. Per chi desidererà seguire i lavori, saremo al mattino sempre qui all'Ateneo Veneto, ma al piano di sopra nella sala di lettura, quindi in un contesto forse un pochino più intimo, e al pomeriggio invece saremo a Ca' Foscari in Aula Baratto a partire dalle 2:30, quindi domani mattina alle 9, o per chi vuole seguirci anche online. Grazie ancora e buona serata.